Alba, sono arrivato alla stazione di Bassano del Grappa. Riprendo il treno, ma è un treno speciale. In viaggio verso Thiene mi faccio una tratta con un treno davvero slow. Noi adesso siamo su una carrozza degli anni 20-25 che ha due classi, la seconda e la prima. E la prima si riconosce proprio dall'arredamento in velluto classico che portava i vecchi... Il vero lusso. Il vero lusso. C'è un degli cartello anni infatti che dice che chi per caso danneggia la prima classe paga una multa stratosferica. Stratosferica. Certo. 400 lire, una cosa così. Sì. Quant'è che non vedevo queste scritte? Guarda, è pericoloso sporgersi, ne passe penché ou dehors, night minausleinen, it's dangerous to lean out, che io mi addormentavo sul treno leggendo questa scritta che mi risuonava nella testa come una filastrocca, poi aperto, offen, uverto, open, che si imparavano le lingue anche da queste scritte qua, e poi lo strapuntino, guarda, eccolo qua, dove ci si sedeva quando non c'era posto, durissimo, con nella schiena un pezzo di ferro. Che strano, è tipo un sogno. Cristian Rossi, capotreno d'epoca, come sei vestito? Sono vestito proprio d'epoca con una divisa del 1920 che riproduce le vecchie divise delle ferrovie dello Stato. Senti, ma che razza di treno ho preso io stamattina? Cos'è questa cosa? Un treno speciale, un treno quello l'ho straordinario. capito. È un treno turistico a vapore che la nostra associazione, l'Associazione Culturale La Carrozza Matta, organizza ogni anno per 2 o 3 volte nelle stagioni o fredde o così di mezza via, l'autunno. Vabbè, Matta l'avete detto voi, io non ho niente da obiettare. Perché questa passione per il treno antico? Allora, l'associazione intanto è fatta da ex ferrovieri in pensione e da appassionati di treni. Siamo partiti nel 99 in 3 per rilanciare un po' i treni turistici a vapore che erano da parecchi anni fermi qua nel Veneto e abbiamo avuto un grande successo. Il nome dell'associazione si chiama in ricordo di quelle carrozze matte che erano le vecchie carrozze chiamate dai valligiani della Valsugana. I contadini, le vecchie persone chiamavano proprio la carrozza matta perché una volta c'era la diligenza e poi l'hanno vista davanti a una macchina ferrante e le hanno chiamate matte. Ma proprio come è successo nel Far West, no? Più o meno. Il cavallo d'acciaio, più o meno. Più o meno come è successo nel Far West. Ma sta a sentire, che percorso fanno allora questi treni d'epoca turistici? Beh, generalmente noi seguiamo percorsi regionali e cerchiamo di farli in linee particolari, di scarso traffico e comunque paesaggisticamente affascinanti. Non c'è niente di più slow di questo tour con i treni d'epoca, è bellissima questa cosa. Ma quindi allora voi fate questi itinerari, la gente si ferma, va a mangiare, fa il picnic, visita le cose, così? Noi cerchiamo di curare nel nostro piccolo, è un piccolo Oriente Express a vapore, tutta la giornata coccoliamo un po' i partecipanti. Poi nel treno di Natale c'è un Babbo Natale speciale che regala a tutti i bambini dei doni e passa per le carrozze vecchie e restano affascinati. Cosa rappresenta secondo te il treno nell'immaginario nostro? Beh, innanzitutto bisogna dire che le generazioni ultime questi treni non li hanno mai visti e quindi riscoprirli è affascinante soprattutto per i giovani e per i bambini. La nostalgia del vecchio, stiamo un po' ritornando ai vecchi valori e alle vecchie cose perché ci stiamo accorgendo che la tecnologia più di tanto non ci sa dare. E infatti è un successo pazzesco, c'è un sacco di gente attratta proprio forse anche dalla lentezza, dalla dolcezza, diciamo in poche parole, slow tour, più di così.
Slow Tour, adesso d'ora in poi ancora più slow, in bicicletta.